soffrono, lottano e spiegano, soffrono e lottano. Invece noi ci divertiamo ad analizzare, perché la cosa più bella è il contenuto mio preferito. Quindi abbiamo screenshot, abbiamo pagelle e abbiamo anche un po' di analisi. Cominciamo. D'altra parte, amici bellini, il Milan vince 1-0, la Juventus vince 1-0, l'Inter anche ha vinto 1-0, il Napoli vince 1-0. Allora com'è che non l'amo più? E voi lasciate un like per la genialità di Massimo Troisi. Oggi mi è uscita così. Do il benvenuto a Marco e a tutti i nuovi iscritti che magari si affacciano su questo video. Ciao, sono Valerio Fluido e mi diverto a parlare di calcio il più possibile. Chiedo i like alla community che già è abituata e andiamo avanti, perché dobbiamo essere il più veloci possibile. Qua è notte, quindi spostiamoci a vedere gli screenshot e partiamo proprio dal calcio d'inizio, dove, vi ricordate, noi facevamo sempre la mezzala che deve bloccare quello. Questo è quando il Napoli batte. Quando il Napoli non batte, vediamo un pochino lo schieramento tattico, perché Conte è stato chiaro. La conferenza di Conte forse è più importante dei nostri screenshot, perché possiamo analizzare, ma sono le parole di se Conte non mente, le parole di Conte sono più importanti. Però Conte ci parla di 4-5-1 o di 5-4-1. Lo vediamo proprio al calcio d'inizio. I 4 in linea, i 4 centrocampisti, quindi con Politano qui, Aguissai, Gilmour centrali e un McTominay che parte. Lo scrivono mezzala sinistra, però in questo caso vedi è mezzala sinistra, ma mancherebbe poi l'esterno sinistro. Perché Kvara va insieme a Lukaku a fare il primo pressing quindi è sempre questa sorta di attacco a 2 per lasciare Kvara un po' più libero da marcatura, come abbiamo fatto anche col Como, però ci diede dei problemi col Como il primo tempo. E quindi sempre la posizione di Politano che deve fare questo avanti e indietro e trasformare quindi la difesa da 4 a 5 e fare questo super lavoro di copertura, in questo caso su Pezzella. Ma protagonista assoluto del primo tempo è il portiere nostro, è Caprile. Qua il primo tiro lo scocca Esposito, si coordina molto bene, è parata non difficile, ma il tiro era bello forte. Qui un po' marcatura, un po' lasca da parte di Spinazzola, bisogna stringere un pochino prima. Il passaggio viene da Colombo ed è un passaggio molto morbido, quindi là si ha tutto il tempo, ma Spinazzola era molto centrale in questa situazione e la posizione di Esposito ci ha dato un po' fastidio, perché non ha fatto proprio la punta, erano molto mobili sia lui che Colombo, con Fazzini che poi faceva, diciamo, il trequartista che si andava a cercare lo spazio, quindi posizione che ci ha dato un po' fastidio. Il secondo tiro arriva da Teo Pezzella, cross dalla zona di Ghiasi, e qua vediamo che c'è Politano che prova a intervenire di testa ma viene scavalcato. Pezzella la mette a terra e tira poi sul primo palo, dove Caprile la para di ginocchio. Ma Esposito ci prova anche dall'altra parte, in questo caso Caprile para bene. Questa è una di quelle parate che con la respinta verso il centro mi mettono un po' d'ansia, però qua secondo me è bravo Caprile ad allungare la parata e a postare il pallone verso l'esterno, che è quello che deve fare, proprio perché credo fosse Pazzini qui pronto per una respinta, quindi fa bene Caprile qui. Qua voglio dare una carezza a Spinazzola, che fa una bella diagonale, la continua molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, sempre su Colombo, credo sempre servito da Fazzini, e qua Spinazzola va a contatto, quel tanto che basta per non far calciare Colombo completamente incontrastato. E questo è quando si dice no, il calcio è un gioco di contatto. Questo è uno di quei contatti dove non si lamenta l'attaccante, il difensore non fa un intervento falloso, ci si tocca spalla a spalla, si continua la corsa e si può fare. E quindi lo disturba e si è comportato questo di mestiere qua Spinazzola. E poi passiamo direttamente al secondo tempo, dove il Napoli scende un pochino meglio in campo, un pochino più convinto di voler tenere di più il pallone. Alla fine andiamo a vedere, dopo un primo tempo disastroso si può dire, il Napoli finisce a pareggiare il possesso palla, quindi vuol dire che nel secondo si è fatto bene, si è ricreato un certo equilibrio. È chiaro che
noi da tifosi del Napoli ci sentiamo anche importanti, perché la rosa è importante, l'allenatore è importante, leggere i numeri di equilibrio con l'Empoli, dici ma allora che stiamo... però è come se noi avessimo azzerato completamente quello che è successo l'anno scorso, non ce lo ricordiamo più, che veramente prendevamo acqua da tutte le parti, prendevamo gol da chiunque, e da lì siamo ripartiti ed era inevitabile farlo, e quindi anche arrivare all'equilibrio contro i tuoi avversari e poi avere la meglio, un pochino dovremmo esultare. Poi quella sensazione che non siamo abituati a vincere così è innegabile, io la condivido, però mettiamoli questi punti in cascina, sono importanti, crei fiducia e poi dopo più in là giocherai anche meglio, credetemi, ne sono convinto. Qua la palla è quasi persa, perché il passaggio di Politano è un po' lungo, ma Di Lorenzo ci crede e in scivolata riesce a metterla in mezzo. Per Simeone, che si allontana dalla marcatura, Simeone entra benissimo nella partita al posto di un Lukaku purtroppo inguardabile, e riesce subito ad andare al tiro che verrà ribattuto, murato. Dopodiché Politano continuerà la corsa, recupererà il pallone, lo tocca a lui e arriva il rigore della discordia, che è rigorino, eccetera eccetera. Non ci fate ridere, ne ho lette di ogni, non ci potete fare ridere, e l'ho letto anche da parte di tifosi del Napoli, di giornalisti del Napoli. E io vi aggiungo una cosa a fine screenshot, che per me questo è rigore netto. Ci aggiungo che ha rischiato Rachmani nel primo tempo di fare rigore, perché quelle manine le devi lasciare un pochino, non dico dietro la schiena, ma non spingere a due mani, perché quindi per me quando ci sta da una parte e dall'altra, quindi non è che ci si può accusare di avere la sciarpa e di non essere onesti. Questo netto. Rachmani ha rischiato. D'altronde questa è la faccia di Angiorin dopo il fischio dell'arbitro in prova, dice no ma quando mai, e poi si rende conto che c'è il pestone, perché il Napoletano si tocca prima il piede, quindi c'è sia il pestone che il ginocchio sulla coscia, quindi le prende un po' tutto quello che può prendere, tranne il pallone. Quindi Angiorin sa e non protesta nemmeno più di tanto. Non è un'indicazione scientifica, però mi sembra abbastanza chiaro. Avete notato che Kvara ha fatto un'esultanza un po' prima di mettersi le mani agli occhi, c'è un po' un'esultanza alla Cristiano Ronaldo, quello è il suo più grande idolo, insomma. Cristiano Ronaldo gli fa proprio calma, state calmi, ci sto qua io. È bella anche questa, è iconica. Poi ogni qualvolta che fa un'esultanza dico questa è la volta buona, che diventa la sua esultanza e la ripete, e invece ne trova sempre di nuove, perché ricordate a un certo punto faceva l'arciere, faceva altre esultanze, la scivolata sulle ginocchia, adesso questa qua ne inventerà di nuove tranquillamente. Sul rigore per me lui ha rischiato, perché rallenta la corsa come li sta tirando ultimamente, però Vasquez è bravo a non partire prima. In questo momento Kvara sta tirando e in questo momento sta partendo, quindi Kvara non ha visto il portiere andare sulla sua destra e poi cambiare lato alla Jorginho, diciamo. Il tiro finirà lì, bello rasoterra, lento, un po' si è rischiato. Se lo dovete tirare centrali, avete la tecnica per tirarli un pochino più alti. Io sto più tranquillo, centrale mi va bene, un po' più alto. Più McTominay, che si è visto molto poco in tutta la partita. Segnaliamo questo tiro dove c'è una bella sponda di Simeone e McTominay si inserisce bene e va subito al tiro. Finirà leggermente alto, un po' defilato sulla, non prende la, però questo almeno ce l'ha. Poi di contributo allo sviluppo del gioco non ancora vediamo molto, non so se ne vedremo o se è proprio questo il ragazzo, insomma, tutta vena, tutta possibilità, avena, fluido.net, poi i curiosi possono andare a vedere. Insomma, non è Hamsik e non è Zielinski, poi come loro può essere tacciato di sparire ad un certo punto della partita, lui è proprio un finalizzatore. Per questo è stato preso e così lo stiamo usando, anche per questo creiamo, perché ci dobbiamo ragionare sul fatto che il Napoli sta creando un po' meno. Qualcuno dice il cambio di modulo ti ha riportato a creare un po' di, non lo so, e forse anche il fatto che hai perso un po' i due trequartisti dietro Lukaku
c'hai un po' Kvara che però è isolato, Politano deve fare il terzino, se McTominay va direttamente a riempire l'area e non partecipa all'azione è ovvio che sei uno in meno. Un po' perché dei cuffi già parla con nessuno. Ci prova anche Gilmour, purtroppo senza fortuna. E nel finale mi piace sottolineare l'esultanza di Simeone che ti dà quella voglia di vincere. Sono bellissimi i sorrisi di Buongiorno, la contentezza di Simeone che sa di aver avuto un grande impatto sulla partita, si è sentito protagonista. È bello, è importante. Quanto è importante? Molto importante. Ecco il dovere di cronaca quando vi dicevo Rachmani stai attento con quelle mani, perché troppo la maglietta la tira e il pericolo c'è. Trovi un arbitro più fiscale o una squadra più blasonata contro, questo te lo può fischiare, quindi attenzione Rachmani. Temporaneamente vi dico che un frame prima basta per vedere che anche lui tratteneva e tirava la maglia di Rachmani, quindi è reciproco e il rigore non c'è mai. Però occhio, attenzione, perché poi può capitare e poi si piange. Rachmani, stai attento. Questo è l'intervento finale di Olivera, che è entrato con un buon piglio. Qui quando vince il contrasto c'è anche Conte che praticamente va avanti con i ragazzi, li fa salire tutti, perché avevamo recuperato quest'ultimo pallone. E poi è bellissima l'immagine di Buongiorno con Olivera molto ancora dolorante perché prende un bel calcio e Buongiorno va vicino a dire grande, perché l'azione che conclude praticamente la partita, dove stavamo con un affannino finale, ma fanno una pallata, quando stai 1-0 non stai tranquillo, con Spalletti lì che ti guarda, e quindi Buongiorno leader, Buongiorno che sa l'importanza di certe giocate, Buongiorno che sa come esaltare anche i compagni, e questo secondo me può far giocare meglio anche Di Lorenzo. Di Lorenzo non è più l'unico che deve andare poi a farsi metri e metri di campo per andare dai compagni, così hai un compagno che è già un capitano non iscritto all'albo che ti può dare una mano sotto questo punto di vista. Buongiorno, quanto è importante? Quanto? Però vedi, Di Lorenzo può essere pure un po' geloso della cosa, perché dopo 2 minuti arriva pure lui a esaltarlo, a sincerarsi delle condizioni, a esaltarlo. Sono sempre io. È bello. Tra l'altro, quanto è bello Oriali. E inoltre, quanto è bello Oriali. E chiudiamo così, perché questo è il quadro della continuità che il Napoli deve continuare ad avere. Modena, sappiamo come abbiamo vinto. Aspetto la sosta per fare un bel recap di tutte le partite, per non perdere il contatto con la realtà. Conte apprezzerà moltissimo quel contenuto, perché ogni partita è stata una storia a sé, però è bene che dopo l'inciampo, che è questo qui con il Verona, ne vinci 3, quello con la Juve lo vuoi considerare un inciampo? Io direi di no, è un buon punto, quindi ti dà continuità e poi continui a vincere. Con il Palermo, quindi arriviamo già a 4 poi consecutive, considerando anche la Coppa Italia, con il Monza, con il Como, con l'Empoli. Sono le squadre piccole. Ma è con le squadre piccole che tu c'hai il trappolone e si scivola e si inciampa. Chiedete al Napoli di qualche anno fa, chiedete anche alle altre squadre che ogni tanto inciampano. Se tu non inciampi, fai il vuoto. Vai Napoli. E con un'analisi tattica, al di là delle tazze tattiche, perché è una nuova vena, finalmente in HD, c'è sia lui che McTominay, divertitevi. Ma diamo i voti. Onestamente sì, Buongiorno, partita super positiva, man of the match, ma voglio dare la palma del migliore in campo a Capri, perché riguardando anche la partita, gli highlights, signori, fa parate non difficilissime ma importanti, che ci tengono il clean sheet in piedi, in un primo tempo dove veramente ognuno andava un po' a vuoto. Caprile ha mantenuto la situazione salda, quindi io do 7 a Caprile, non mi pongo il problema di quando tornerà Meret, semplicemente apprezzo che è mancato Meret e che Caprile non ha fatto disastri, quindi bene. Di Lorenzo 6, mi piace sottolineare che poi nell'azione che porta al rigore c'è un suo crederci fino in fondo e fare quello scatto in più, che significa tenerci e volerlo fare. 5,5 Rachmani,
che insomma quella manina, ma niente di che, più che altro un colpo di testa nel primo tempo dove la appoggia agli avversari, lì proprio la scelta concettuale sbagliata. Abbiamo sofferto qualcosina, nel secondo tempo vanno tutti in crescendo, quindi non lo devo ripetere. Do 6,5 per Buongiorno, che mi sembra il più in palla di tutti. Spinazzola, che potrebbe essere 5, glielo alzo a 5,5 per quella diagonale che vi dicevo. Voglio dare il cioccolatino a Spinazzola, anche perché si dovranno alternare con Olivera, quel giro Spinazzola non gioca bene, gioca Olivera, poi gioca Olivera, non gioca benissimo, rigioca Spinazzola, lì qualcosina si potrebbe fare, però Olivera mi è piaciuto. 6,5 a Politano, tutto questo sacrificio, nel primo tempo comunque gli sono sfuggiti i vari Pezzella, i vari inserimenti, quindi non è stato nemmeno il fatto che il Napoli si difenda non significa che sia ermetico, che non entra nessuno, entrano, questo è il problema che ci fa un po' di paura, che tu ti metti a 5 ma comunque le occasioni le crea. Però oltre al sacrificio ci mettiamo che si prende il rigore decisivo e quindi 6,5 è il minimo. 6 ad Anghissà, primo tempo male, poi in crescendo, il giallo che si prende nel primo tempo è un ottimo cartellino giallo, quindi glielo alza il voto, non glielo abbassa, perché Anghissà che lascia andare gli avversari e fa così e non gli fa fallo, quello è quello che non sopporto. Quindi bene, spendi il giallo. 6 a Gilmour, va bene, no? 6 a Gilmour. E a McTominay non posso dare più di 5,5. Perché alla fine arriva anche al tiro, qualche accompagnamento di pallone, però qualcosina di più si deve fare. Kvara, con tutto il gol segnato che poi è decisivo, ti porta 3 punti e tutto, 6,5, va bene, penso sia abbastanza onesto. È una partita dove nel primo tempo non gli arriva un pallone, non riesce, anche quando gli arrivano, a essere decisivo, non lo giustifichiamo a prescindere, però il rigore pesa e quindi 6,5 mi sembra un voto giusto. Come non posso dare più di 4,5 a Lukaku oggi, veramente non ne ha toccata una, non è riuscito a mantenere un pallone. Sarà colpa della condizione fisica, sarà colpa che non l'hanno servito a dovere. È bene che Conte non si sia fatto il problema e l'abbia sostituito, e non credo che Lukaku sia il tipo che se la prende con Conte. Si conoscono e sanno cosa possono dare l'uno all'altro. 59esimo Olivera 6,5 e Simeone 6,5. 76esimo, quasi 77esimo, quindi perdiamo il 76, ma guadagniamo il 7 che si prende un 6, e poi nel finale qualche minuto anche per Mazzocchi, che però non tocca palla, quindi direi senza voto. A Conte direi un 6, perché che però sale a 6,5 per la conferenza, perché magari non l'hai forse indovinata la situazione nel primo tempo, ma lui non era contento, quindi non stavano facendo quello che lui si stava aspettando, e il fatto di parlarci chiaro in conferenza per me vale tantissimo, vuol dire che sei credibile anche per i giocatori, ed è la cosa più importante, quindi diventa 6,5 Conte. Credo che l'arbitro si possa prendere un 6, e vi anticipo che sto raccogliendo una serie di dati, di opinioni, di screenshot e di situazioni, dove facciamo domani il video del VAR rivista, dove prendiamo in analisi tutti gli episodi di tutte le squadre, perché non è possibile che tutti i tifosi si lamentano di tutto, e la verità deve stare da qualche parte, quindi cerchiamo, domani ci togliamo la sciarpa e analizziamo tutte le cose con molta calma. In definitiva, bene, bisogna solo non lasciare isolato Kvara. mi sembra evidente anche dalle posizioni medie, Lukaku deve fare di più, Kvara non deve stare così isolato, la squadra è corta e va bene, ma ci dobbiamo muovere tutti in avanti, perché altrimenti poi dici ma Kvara non salta più l'uomo, e ho capito, ma da solo così non va bene. Politano fa il terzino come Di Lorenzo, alla fine Di Lorenzo finisce più avanti di Politano, e lo abbiamo capito. Copre bene il campo alla fine Gilmour. McTominay, vedete, ha fatto più la mezzala che la punta, perché non siamo proprio stati in grado di essere pericolosi nel primo tempo, e non diamo per scontato che questi siti poi alla fine sono tutti perfetti, perché il fatto che Caprile abbia toccato la palla lì non credo sia possibile. Quindi la tecnologia va bene, ma un po' di occhio umano alla fine forse è pure meglio. Il mio, come quello della community, io vi ringrazio sempre, perché le live sono sempre una fonte di ispirazione per me, e voi siete straordinari, è una oasi
Lo ripeto spesso che questo canale è un'oasi incredibile dove si parla di calcio. Se riusciamo ad allargarci piano piano e parliamo del calcio proprio in generale e non solo del Napoli, la community può anche crescere. Ma se siamo 25.000 di noi, iscrivetevi al canale con fiducia. 25.000 di noi che parliamo del Napoli in questo modo, ma io sono l'uomo più fortunato del mondo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, i like finali se ce li avete mi fanno piacere e occhio ai nuovi contenuti, quando c'è un po' di tempo libero vi farò qualche sorpresa, aspettate.